Ringrazio il professor Ortalli, presidente dell'Istituto, e il comitato scientifico dell'Istituto per l'invito rivoltomi a partecipare a questo convegno. Sono sentita un po' al di fuori, diciamo, di tutti questi ambienti padovani e veneziani. Le lettere di Carlo Anti ad Alessandro della Seta fanno parte dell'epistolario del Della Seta, conservato a Firenze nell'archivio di Alessandro della Seta, recuperato non molto tempo fa sul mercato antiquario. Riguardo alla scoperta di quest'archivio, come è stato pubblicato sul notiziario della Soprintendenza Archeologica della Toscana, vorrei ricordare anche, visto il programma proprio di questo convegno, come è stato recuperato. Cioè sono stata contattata in qualità di titolare dell'insegnamento di storia dell'archeologia da alcuni studenti dell'Università di Firenze che si erano casualmente imbattuti in un gruppo di lettere indirizzate ad Alessandro della Seta e messe in vendita sul mercato antiquario esclusivamente per il loro valore filatelico. Intuita subito l'importanza dei documenti, l'equipe che da molti anni svolge ricerca nel campo della storia dell'archeologia all'Università di Firenze, comprensibilmente soddisfatta per l'acume degli studenti e per il risultato dell'insegnamento di storia dell'archeologia, si è attivata per mettere al corrente della scoperta le varie istituzioni universitarie al fine di acquisire tale documentazione. Ma le lunghe trattative messe in atto non hanno avuto una risoluzione positiva. In questa situazione, anche se le carte non erano state visionate e non era ancora chiaro l'effettivo valore scientifico, è intervenuta la generosità di un privato che se ne è assicurato la proprietà per scongiurarne la completa dispersione. Da questo momento ho potuto iniziare, insieme ad alcuni colleghi, una preliminare visione delle carte ed è stato effettuato un primo censimento dei materiali per rilevarne la consistenza in vista della denuncia alla Soprintendenza Archivistica della Toscana. Una fase importante della sistemazione è stata dedicata alle lettere, più di 2000, indirizzate al Della Seta dai principali intellettuali e archeologi contemporanei italiani e stranieri, più di 450 mittenti, che coprono un arco temporale che va dal 1888 al 1944 e che costituisce una fonte inesauribile per chi voglia ricostruire alcuni aspetti della vita culturale italiana di quel periodo. Alle lettere così conteggiate va aggiunta una numerosa quantità di corrispondenza inviata al Della Seta dai familiari e tutta una serie di documenti professionali e privati. L'archivio comprende, oltre appunto alle migliaia di lettere, manoscritti, bozze di pubblicazioni, appunti per le lezioni accademiche, taccuini di visita ai musei, ai siti archeologici e ai luoghi artistici più importanti dell'Italia e della Grecia, taccuini di scavo, ritagli di riviste e di giornali, fotografie di arte classica e documenti che testimoniano la vita del Della Seta, privata ma soprattutto professionale, interamente dedicata allo studio e all'insegnamento dell'archeologia greca e italica dal 1905 al 1938, quando, con la promulgazione delle leggi razziali, essendo egli ebreo di nascita, fu allontanato da ogni incarico istituzionale.
Le lettere di Carlo Anti del Fondo Fiorentino sono 17, di cui 11 lettere e 7 cartoline postali. Permettono di far luce sui rapporti fra i due archeologi, fino appunto dal periodo del fronte della Prima Guerra Mondiale e per un arco di tempo di circa 10 anni. È un antigiovane, quello che accennerò, di cui parlerò. Insomma. Nella prima lettera, il 10 novembre del 1908, il capitano Anti, dal comando della 22esima batteria del Corpo di Armata, così scrive al tenente della Seta nella zona di guerra. Vedete? Ed scrive: la grande meta è raggiunta, l'opera compiuta. Il mio corpo d'armata ha avuto l'onore di essere il primo a passare il Piave, il primo a rompere il ponte nemico, dando la spinta al crollo fantastico dell'esercito austriaco. Adesso, dopo il qualche giorno di riposo, ci avviamo verso i nuovi confini, sulla strada di Vienna. Frasi sintetiche, ma che testimoniano il patriottismo di Anti, se non esagerato, sicuramente ad alto potenziale, come scrive il Laurenzi. Finita la guerra, prosegue Anti, lo spirito militare se ne va e si deve tornare alla vita quotidiana. Dato che la prospettiva del futuro non si presenta molto allegra, chiede consiglio al Della Seta per recuperare il tempo non perduto, dice, ma speso in modo diverso. Anti vuole riprendere subito il lavoro nel settore dei suoi studi e ha già scritto al professor Pigorini per ritornare al più presto al posto di ispettore al Museo Preistorico, dove aveva lavorato per tutto il 1914, anche se, come egli dice, la preistoria venne ridotta ad una materiale attività interna di museo che toccava il suo spirito solo superficialmente. Cito dalla Ghedini. Poiché si sa già che per il Della Seta, invece, il ritorno all'archeologia dopo la parentesi della guerra è cosa imminente e addirittura sarà un ritorno particolare perché assumerà la direzione della scuola archeologica di Atene, Anti si complimenta con il collega e mostra quasi una certa invidia. Che beato, gli dice, e aggiunge, perché l'Ellade, malgrado i suoi figli, è sempre un paese incantevole e non per la sola archeologia. Atene, quindi, secondo Anti, sarebbe il luogo ideale per riprendere gli studi e riguadagnare il tempo e si offre perciò come aiutante al Della Seta e scrive: il professor Della Seta non ha bisogno di un tirapiedi? Già all'epoca in cui correva voce che alla direzione della scuola di Atene sarebbe ritornato il Pernier, Anti aveva chiesto al Pernier se poteva prenderlo come assistente, essendo stato suo allievo come tirocinante della scuola di Roma. In questa prima lettera, di cui vedete l'indirizzo al Della Seta, è evidente la determinata e ferrea volontà di Anti di cercare senza nessun indugio un lavoro nel settore degli studi prediletti, riprendendo realisticamente i contatti con il passato, cioè il museo preistorico, ma anche di trovare altre strade per realizzare, così si esprime, il suo pensiero guida e per raggiungere una meta degna, dice, negli studi di arte antica. Seguono, come sappiamo, 2 anni di lavoro intenso, in cui scrive i lavori migliori, Lichios e Monumenti Policletei, ancora oggi validi per la coerenza di metodo e la conseguenzialità dell'impianto. Furono proprio i problemi dell'arte greca, da lui dibattuti fin da ora, scrive il Beschi,
a creare l'asse portante della formazione della sua personalità, per esemplarità di metodo che segnò in Italia un indiscutibile punto di partenza. Per Anti è molto importante che il Della Seta riceva questa lettera, per cui invia per sicurezza addirittura una seconda copia, cioè non una seconda, ma una copia della stessa a Roma, all'indirizzo di Della Seta a Roma, chiedendo anche notizie del comune maestro Levi, che deve aver trascorso dei brutti momenti dall'inizio del conflitto. Il rapporto amichevole fra Anti e Della Seta, evidente in tutte le lettere, era nato sicuramente alla scuola del Levi, che ebbe un peso decisivo nella formazione di entrambi, riconosciute come gli allievi più rappresentativi, pur con diversa impronta. Come osservano la Favaretto e il Beschi, il processo evolutivo del positivismo approdò poi in Anti a un idealismo di tipo crociano. Anche in altre due lettere dal fronte, Anti continua a chiedere consiglio al Della Seta su quale strada seguire per realizzare il suo pensiero guida e per trovare il modo di poter studiare, dice molto, 3 volte. E continua. Ritornare ad Atene almeno per qualche mese sarebbe l'ideale e ringrazia l'amico per l'offerta e la fiducia. Ma per ora non può fare il collaboratore, può essere solo discepolo. Dal contenuto delle lettere di Anti si capisce che Della Seta risponde prontamente anche dal fronte. Era abitudine del Della Seta stare fino a tarda ora a rispondere alle numerose lettere non risparmiando nessuno, compresi i militari di truppa. Come sappiamo da una ricerca svolta recentemente da Massimo Fultraro sugli ebrei italiani alla Grande Guerra. Nei confronti di Anti è sempre molto incoraggiante e prodigo di consigli. Gli suggerisce di rivolgersi a Federico Albert, che in quel momento è la personalità più importante e influente in materia e che già in passato Anti aveva contattato esprimendogli il desiderio di andare ad Atene. Ad Albert e Pernier, infatti, il Della Seta deve il congedo militare e la nomina direttore d'Atene, come leggiamo da una lettera del Pernier conservata nell'archivio fiorentino. Dall'anno seguente, 1919, per 2 anni sono continui i contatti fra i due e il ritmo serrato delle lettere di Anti fanno presupporre risposte solerti da parte del Della Seta. Il 12 dicembre 1919 Anti fa recapitare a mano tramite suo padre un biglietto al Della Seta prima della partenza per la Grecia, perché desidera avere con urgenza il rilievo di una base di Olimpia con relativa iscrizione. Le basi con orme e firme di artisti sono così importanti che i disegni non bastano, continua Anti nella lettera. Servono i calchi a testimoniare la ponderazione policletea. Inoltre è necessario vedere se oltre le impronte dei piedi c'è traccia di fori per attributi o altro. Evidentemente le notizie sulle basi di Olimpia erano utili prima della stesura definitiva di Monumenti Policletee editi nel 1921, in cui infatti scrive che nulla può dare una più precisa immagine dell'evoluzione seguita da Policleto per il problema della ponderazione quanto l'esame comparativo delle orme delle sue opere, quali possiamo rilevare dalle statue giunte a noi o desumerle dai castelli praticati sulle basi di Olimpia.
rilievi di base con quelli che pubblica i monumenti policletei. E aggiunge, sempre in monumenti policletei, sarebbe bene che la scuola di Atene prendesse l'iniziativa dell'esecuzione dei calchi delle basi con norme di statue e firme di artisti, i quali sarebbero un prezioso completamento delle raccolte di gesti classici. Successivamente, Anti precisa che non può prescindere da questa documentazione sulla base di Olimpia anche per l'illustrazione di una statua del Palazzo del Quirinale che vuole studiare. Si tratta cioè della scultura che Anti pubblica in monumenti policletei come copia del Kiniskos di Mantinea. Vedete in basso fotografia, è una fotografia fatta da lui, fotografia di Anti questa, mettendo in evidenza per questa identificazione la posizione del braccio destro e la depressione che compare nella testa sotto la nuca. Argomenti ripresi attualmente dalla Ghisellini nella scheda della statua del giovane atleta nel catalogo delle sculture del Palazzo del Quirinale, edito recentemente da Lucia Guerrini, a cura di Lucia Guerrini e Carlo Gaspari del 91. Se voi torno indietro un momento, allora vedete il supporto che è quando la fotografia di Ante è intatto. Se si vede ora la statua del Quirinale, il supporto ne manca una parte destra. Quindi queste fotografie anche da monumenti vecchi servono moltissimo, ecco, come al solito. Insomma. Allora, da quando il Della Seta arriva in Grecia, varie sono le richieste di Anti per fotografie, rilievi, misure, prima di pubblicare le sue ricerche, con l'intenzione di raggiungere una sempre maggior precisione. Giacomo Guidi, allievo della scuola, esamina infatti per conto del direttore la base del donario dei cavalieri ateniesi all'ingresso dell'Acropoli per l'artico Lichios ed esegue il Guidi anche le fotografie dell'Amazzone Cariatide di Luco pubblicate in monumenti policletei. Il Della Seta e il Guidi controllano anche il rilievo di Xenocrateia al Museo Nazionale d'Atene, inserito in appunti di esegesi figurata. Il custode economo della scuola d'Atene, Raffaello Parlanti, esegue la fotografia dell'alto rilievo di stile severo da Eleusi e invia le misure esatte ad Anti, mentre per la qualità del marmo, si dice nella lettera, è rimessa la responsabilità al Della Seta quando andrà ad Eleusi. Per l'articolo Afrodite Urania, il Della Seta esamina accuratamente la statua di Afrodite da Cheronea al Museo Nazionale di Atene e fa eseguire la fotografia che Anti pubblica appunto in Afrodite Urania. Anti ringrazia e si scusa per il disturbo, ma dice: come si fa a non sfruttare gli amici che hanno la fortuna di essere in Grecia? D'altra parte, nel momento in cui il Della Seta ha necessità di diverse fotografie da Roma, dalla fototeca Linari, Anti si attiva immediatamente e ricevuta la lettera di richiesta, il giorno dopo invia ad Atene, il 6 aprile 1920, 3 fotografie in più rispetto alla richiesta dei seguenti monumenti: Teatro di Siracusa, Tempio di Paestume, Tempio di Nettuno a Paestume precisamente, l'Anfiteatro di Verona e l'Arco di Costantino. Fotografia poco felice, dice Anti, ma a Linari non ne aveva una migliore. Ecco, sono le fotografie che il Della Seta inserirà in monumenti dell'antichità classica che usciranno nel 26, pochi anni dopo. Durante l'anno 1920
Da marzo a giugno Anti invia al Della Seta una lettera al mese. Il 2 maggio 1920 scrive: tra un paio di giorni consegnerò finalmente a Mariani, Lucio Mariani, accademico, no? A quell'epoca, che aveva preso fra l'altro il posto del Levi alla scuola a Roma, il mio Policleto per i Lincei. Incalcia la lettera, avvisa il Della Seta, fra l'altro, che arriverà ad Atene la famiglia della moglie Clelia. I Vinciguerra erano da tempo in rapporti amichevoli con il Della Seta, come attestano 3 lettere del Fondo Fiorentino. Nella prima, del 9 dicembre 1913, Clelia Vinciguerra annuncia al professor Della Seta la sua laurea a pieni voti e lo ringrazia per gli aiuti avuti durante i suoi studi. Nel 1919, qualche anno dopo, cioè, la madre Elga esprime la sua gratitudine al professor Della Seta per l'ospitalità ricevuta nei mesi estivi presso la scuola, dove è riuscita, dice, a sopravvivere al caldo ateniese. Il padre, che lavorava al Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova, in una lunga lettera del 13 luglio 1921 si augura di poter ripetere le serate di Atene con la gita alle meteore e aggiunge con meno pioggia, parla della famiglia Anti, di tutta la famiglia, anche delle nipoti, e della missione del genero ad Adalia, interrotta a seguito della guerra greco-turca, e aggiunge, un po' acidamente diciamo, che cosa ci vada a fare poi non lo so, e quasi credo che non lo sappia nemmeno lui. Abbandoniamo quindi ora la famiglia Vinciguerra e torniamo ad Anti, che durante la missione in Anatolia aveva saputo l'esito del concorso a cattedra per l'Università di Padova. Il 14 gennaio 1922, un giorno prima della firma del decreto, il decreto fu firmato il 15 appunto, gennaio del 22, Anti comunica al Della Seta l'esito del concorso e dice: il decreto non è ancora firmato, ma il ministro ha approvato il concorso. Così tramontano, prosegue, le molte speranze che qualcuno dei concorrenti aveva accarezzato in queste ultime settimane. Appena l'esito, come si sa, fu molto controverso, no? Lui dice, appena, continua nella lettera, sarà ufficioso, dice al Della Seta, farà una corsa a Padova per accertarsi della consistenza del gabinetto di archeologia e prendere accordi per l'inizio del corso, subito. Che avrà luogo il corso non prima, l'inizio del corso, che avrà luogo non prima della fine di febbraio e avrà quindi il piacere di essere a Padova per le feste del 7° centenario. È una bella lettera questa, non mi dilungo su questo. Anti, in ruolo dal 1 febbraio 1922, arriva a Padova il 13 febbraio del 1922. Nelle lettere inviate dal mese di giugno 22 fino al mese di luglio 23, come vedete qui, informa il Della Seta della situazione padovana. Appena arrivato, non sapevo a che santo votarmi, scrive. Con le poche migliaia di lire di dotazione vorrebbe fare milioni di cose, perché la situazione bibliografica padovana è melanconica. Deve fare miracoli per provvedere al minimo necessario per la biblioteca. Vorrebbe acquistare i volumi dell'Efemeris e ha acquistato il 3° volume dell'annuario della scuola di Atene. Nell'archivio fiorentino la fitta corrispondenza fra Anti e Della Seta, iniziata nel novembre del 1918, si interrompe con la lettera dell'11 luglio 1923. Oltre a questo nucleo ci sono 2 lettere
altre due lettere, una del 1926 e l'altra del 1927, e su queste vorrei concludere riportando parte del documento, del contenuto di queste lettere, e chiarire alcuni punti. Il 3 agosto 1926, da Siracusa, Anti scrive al Della Seta: sono in navigazione diretto a Bengasi Cirene per la consueta campagna di scavo. Naturalmente mi sono fermato anche a Roma ed ivi sono stato ufficialmente informato che il ministro Fedele, a conclusione di quanto aveva deciso questa primavera, ha già firmato il mio decreto di nomina a direttore della scuola di Atene. So che Atene si lascia sempre malvolentieri, ma so anche quanto desideravi sistemarsi definitivamente a Roma, dove del resto ti attende un posto molto onorifico e di grande soddisfazione. Il decreto di nomine per l'anno accademico 1926-1927. Ma il decreto conta poco, continua Anti in questa lettera al Della Seta, importa vedere quando tu sei pronto e quando effettivamente potremo incontrarci. Nell'anno precedente, 1925, il Della Seta ha ottenuto quello che Anti chiama il posto molto onorifico, secondo Anti appunto, cioè il trasferimento da Genova a Roma alla cattedra di archeologia italica e etruscologia, per iniziativa personale del ministro Pietro Fedele. Della Seta infatti ringrazia il ministro regalandogli il suo libro, I monumenti dell'antichità classica, appena edito, come sappiamo da una lettera dell'Archivio Fiorentino, ma non vuole lasciare la scuola d'Atene. Va tenuto presente che la cosa più importante per il Della Seta nel 1925 non è questo posto molto onorifico di cui parla Anti, ma aver ottenuto dal governo greco, finalmente dopo tanta insistenza, il permesso di scavo per l'isola di Lemno. Efestia prima, Poliocni dopo saranno da ora in poi i suoi interessi e lascerà Lemno solo nel 1939 a seguito delle leggi razziali. Anti, quindi, in nome dell'amicizia, compie il grande gesto di rinunciare al decreto già firmato che lo nominava direttore di Atene, come riporta la Ghedini anche. E il 28 gennaio 1927, dalla presidenza della scuola artistica industriale Pietro Salvatico di Padova, Anti scrive al Della Seta: carissimo, ho avuto la tua del 18 corrente. Nel frattempo il ministro mi ha dato atto per iscritto della mia rinuncia alla nomina ateniese e perciò la faccenda è oramai pacifica. Continua: sta bene quanto mi scrivi per l'enciclopedia. Grazie dell'offerta di una missione in Grecia. Ne approfitterò per finire il mio Calamide e per confronti cirenei, ma non per quest'anno, probabilmente l'anno 21. E infatti, come sappiamo, fece un viaggio di studio in Grecia nell'ottobre del 1928. Grazie.